Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete ieri mi dispiace che non sono stato con voi, ho fatto giusto due video nel finale ieri sera, purtroppo ieri una giornata persa al finale e non abbiamo fatto nulla, vabbè, sarà per la prossima volta, quindi diciamo una giornata proprio persa a vuoto, però ci siamo fatti una bella mangiata poi al finale, quindi qualcosa di positivo c'è stato al finale. Quindi come potete vedere pure da questa immagine è una bella città, diciamo paese, no città. Il Cilento al finale, Agropoli e tutto il Cilento sono belle località, non si può dire. È tipo diciamo come Salerno, però più piccoli, ancora molto più piccola, anche se diciamo Agropoli è Salerno, quindi non è che è Agropoli. Quindi Agropoli è provincia di Salerno, quindi sono paesi tutti nostri, quindi al finale la differenza è che io sto dal centro di Salerno e qua stiamo in periferia, però sempre Salerno è. E niente ragazzi, come vi avevo detto sono andato lì, però quando stanno dietro la tastiera, dietro al cellulare, tutti quanti diventano leoni. Poi quando si va direttamente dalle persone, improvvisamente diventano tutte pecore, come dico io, no? Anzi, come diciamo qua sotto, quindi è bello scrivere dietro a un cellulare e dici ah sei venuto con i rimborsi, ah sei venuto qua e vi nascondete in casa, ma ricordatevi che io vi vengo, sì è bella Acropoli, Cilento e tutto, no no, su questo non ci piove, Jasmine. Quindi questa è una foto del luogo, qui è bello, però se non ci stessero certe persone fosse ancora meglio. Però ragazzi, ieri proprio a vuoto, nessuno la sa, nessuno la conosce, quindi diciamo che non è del luogo, quindi perlomeno non è proprio originaria di lì, credo. Se no, gli agropolesi, come li vogliamo chiamare, questo cognome l'avrebbero saputo, quindi non è, siamo andati da gente anziana del luogo proprio per cercare il cognome, ma che un fantasma comunque. Al finale non è voluto uscire fuori, anche perché gliel'ho detto sui messaggi che stavo lì, quindi poteva venire nel ristorante di mio cugino dove sta lì, ma invece ha detto che io devo andare da solo. E io so, tu con chi stai? Quindi io non ho detto che, a parte che siamo andati in tanti, è vero, però il problema è uno solo, no? Se tu vieni da sola, esci fuori, si parla normalmente, quindi finisce lì. Ma non per quello che hai detto tu comunque, perché io vengo lì per chiarire che è ora di finire. Quindi è inutile che io vengo lì, perché dobbiamo fare... No, io vengo lì per chiarire. Se poi escono amici oppure tu reagisci in una certa maniera, allora, come si dice, causa, effetto. Non è che le persone che stavano con me, a parte papà, no, no, qua è un po' nuvoloso, giorni da me a Salerno, proprio città, eh. Non è, sta cambiando un po'. Sì, sì, è bello, ma guarda, lì è bello, lì la gente va in vacanza, eh. Ti dico, da Salerno vanno lì a farsi il bagno anche perché là l'acqua davvero è molto molto più pulita di Salerno, ragazzi. Quindi il porto di Agropoli è la fine del mondo, proprio uno spettacolo. In estate lì è come stare a Milano a dicembre, sotto al Duomo, uguale. Quindi è un posto adesso non ci sarà più nessuno, fra poco eppure ci stavano le persone, eh. Però quando diventa inverno è un paese morto, come diciamo noi, che non ci sta nessuno, stanno i residenti. In Sicilia, sicuramente è in Sicilia stai parlando. E in Sicilia ieri ho fatto il video, ho detto che era la diretta rossa. Sì, sì, tutta la Sicilia, l'ho detto già ieri che ho fatto il video che il maltempo, come potevi vedere, era tutta la Sicilia, si spostava da una parte all'altra, ma al finale era tutta l'isola.
quindi non è Catania, Palermo, tutta Messina, tutta. Quindi ragazzi, ancora che si nascondono dietro a un cellulare, computer, come lo vogliamo chiamare, ma non hanno... È bello scrivere, diciamo, minacce e poi vai dalle persone e non escono da casa, quindi che ci vai a fare? Sì, l'avevo detto, grazie. A parte che io non è che l'ho detto io il satellite, non è che faccio io l'indovino, quindi io ho detto solo che sulla Sicilia ci stava questa grossa perturbazione e basta. Sulla Sardegna pure, quindi oggi, però pure qua oggi il tempo è un po', come diciamo noi, ingarbugliato. Come diciamo in napoletano, se non imbrugliato l'acqua. Sì, sì, sto parlando, Jasmine, forse non lo so. È la linea forse, ma io sto parlando. Boh. No, la linea qua va bene perché sta tutto al massimo, quindi io ho quello della team 100 mega, la fibra, quindi deve essere fluido per forza. Anche perché quando vedi i video su internet li vedo bello fluido fluido perché con 100 mega con la fibra ottica lascio immaginare che il computer vola, ma non perché vola in senso di proprio di fluido, il video si vede proprio tranquillo, non si blocca nulla. Di solito quando avevo la connessione l'altra volta ho fatto, che avevo fatto? La Linkem avevo fatto e ti giuro che la Linkem si bloccava, andava proprio male. Poi ho cambiato, ho fatto questa qua della Team, stava in offerta 29,90, 100 mega, fibra ottica e Team Vision. Quindi l'ho fatta subito a volo a volo. Sì, sì, Firenze, sì, Toscana, sì, Basso Lazio, sì, questa è. Però dicono che da domani, ragazzi, arriva un'altra volta stondata di caldo, quindi secondo me qua davvero andiamo a mare. Anche ieri era una bellissima giornata proprio, quindi non ci stanno santi. Comunque, ragazzi, a finale non abbiamo risolto nulla. La signora dice che sempre che mi vuole denunciare a me perché io avrei detto che la signora forse la tua linea, Jasmine. Dice che io avrei detto che lei fa un lavoro particolare. Guarda, te lo dico in diretta, io non ho mai detto che tu fai un lavoro particolare. Il tuo amico, il certo Marco, che sai pure il cognome, ti dico solo il nome. Quando io l'ho chiamato, lui ha detto per filo e per segno chi eri tu, quindi io. Quando poi sono andato in questura a fare le denunce, io ho dichiarato, il suo amico dice così, così, così. Io non lo so. Se poi non è vero, e allora vai da questo ragazzo, quindi non è colpa mia. Sì, sì, quella lì l'ho acquistata grazie perché per fare i video sul meteo, quindi l'ho dovuto acquistare, ho detto l'acquisto, vabbè, buonanotte. Quindi va benissimo quella lì, non sbaglia quasi mai, fino a mo' non ha sbagliato mai. Quindi l'ho dovuta comprare per fare proprio i video proprio sul meteo solo, poi sul paranormale e sulle altre cose vado sui siti stranieri, sa, dove ci stanno più materiale, perché in italiano, ti dico la verità, non trovo mai nulla di particolare, non esce mai nulla di attuale, voglio dire. Ad esempio, ad esempio, vedi, in inglese lo trovi già il fatto dell'organico, dello strato organico, in italiano esce fra un anno. Cioè i nostri siti in effetti lo dicono dopo un anno da quando è uscito diciamo in America, quindi vanno un po' in ritardo qua. Qui le notizie vanno, cioè le news diciamo vanno proprio a rallento, a meno che non si tratti di gossip. Allora se è gossip, diciamo che tipo Maria De Filippi, Barbara D'Urso, queste qua, allora qui lo sai in anticipo forse qua, su questo lato qui, quando si tratta di inciuci come li dico io, allora qui lo sai prima, il giorno prima lo sai, prima che succede già lo sai. Poi quando sono cose serie, tipo eruzioni, terremoti e cose, la TV non parla proprio, zittita. A meno che non ci stanno un sacco di morti, allora giustamente fanno, diciamo,
il telegiornale lo dice, quindi a meno che non sia una cosa davvero tragica, ma se ne so, fa una scossa di terremoto di magnitudo 6, se non ci sono morti, quello non lo dice proprio, quindi è sempre così. Se invece devono dire che quella ha tradito il marito perché quella si teneva l'amante, che quello si teneva, lo sai il giorno prima, non domani. E funziona così in Italia. Purtroppo le reti, diciamo, italiane sono tutte dedicate al gossip, all'inciucio, quindi ai tradimenti, come dico io qua al sud. Basta, mia mamma certe volte quando vado a casa dico, incomincio a vedere i canali, mamma, canale 5, Italia 1. Dico, mamma, che sta l'Italia? Corna e corna, faccio io. Vedi? Si parla solo di quello. Che ieri ultimamente che vedevo. Aspetta, Temptation Island, quella isola dove vanno tutti i VIP lì a vedere se si vogliono bene. Dobbiamo approfondire per capire. Ma che dobbiamo capire, ragazzi, qua? Io mezza volta l'ho visto perché stavo da mamma a pigliare il caffè. E lui stava con la lei tentatrice, come si dice lì. Lei stava con lui tentatrice, per parte mia, è una, diciamo, ma come si dice? Non trovo la parola esatta. È una maniata, diciamo, di corna. Io faccio il corno a te, tu fai il corno a me, quindi, diciamo, in gergo dico così, quindi tu tradisci a me, io tradisco a te, siamo felici e contenti, quindi questo è quello che ho potuto capire di quel programma. Quindi, che ci sta da vedere? Personalmente, è una unificazione su un'isola, secondo da parte mia. Quindi dobbiamo capire se ci amiamo, quindi dobbiamo capire se ci amiamo, quindi tu tradisci me, io tradisco te. Sta cosa non tanto oggi capito però, eh. Però questa è l'Italia, ragazzi. Questi programmi qua, l'audience alle stelle. Proprio perché il popolo italiano invece dell'informazione piace inciuciare, come diciamo qua a sud. Qua se succede qualche cosa, no? Tipo a 1 chilometro, dopo 3 secondi lo sanno a Salerno città. Quindi è forza così, ragazzi. Quindi, ragazzi, al finale abbiamo fatto una bella mangiata ieri a base di pesce. Una cosa positiva c'è stata. Un bel linguino con le vongole, i frutti di mare. Abbiamo mangiato un po' di cuoppo fritto. Bene, ci siamo allegati, un po' di focaccia e ci siamo ritirati. Sì, Calvino, ma io quando vado da mamma che lei sta sempre sul canale 5, Italia 1, è sempre questo, gira allora, Tempesta Island, Grande Fratello, bordello, grande questo, grande quello, non si capisce niente. Mia mamma, come dico io, se non ne perde una. Invece papà no, papà è più per il telegiornale, papà deve vedere la cronaca, papà. Papà, difatti bisticciano a chi si deve vedere la televisione perché giustamente in cucina sta una sola e quindi papà vuole vedere il telegiornale, mamma invece è da vedere l'inciucio e quindi sembra un casino. E quindi al finale papà è costretto sempre a gli in stanzinetta in effetti a vedere la TV. Anche perché ci sta mia nipote e mia mamma che stanno fisse sul divano la sera, proprio canale 5 Italia 1 non si muovono. Il Necronomicon, sì, questo sì, il libro dei morti. Sì, una volta ne ho parlato, ma lo devo rifare, sai perché? Perché se ricordate, YouTube fece cancellare tutti i video a tutti quanti noi. Quindi, io ho fatto 9000 video, ragazzi. Io adesso se andate su diciamo, un sito, no, dove si vedono tutti gli YouTubers, no? Io avevo 9700 video. Purtroppo con le nuove normative i video, secondo loro, molti di noi non erano, diciamo, in regola, perché avevamo usato delle immagini, sa, un po' prese da internet così normali. E giustamente loro avevano detto il fatto del copyright e tutto. Io avevo parlato di questo famoso Necronomicon, sarebbe il famoso libro dei morti. Quindi l'avevo fatto questo video, ma lo devo rifare perché quando l'ho fatto poi l'ho dovuto cancellare perché YouTube ha dato
diciamo, ha detto "Oh, fate così o vi togliamo il canale", quindi siamo stati costretti quindi a togliere tutti i video. Io ne ho cancellati 9.000, in effetti adesso ho 1.000 video, ma sono tutti nuovi, quindi sono tutti fatti con la mia voce, invece a prima erano con le scritte tutti quanti. Adesso sì, faccio un po' la scritta, un po' tanto per cambiare, però la maggior parte è fatta diretta e voce, quindi tutti quei 9.000 ci stava questo qua, questo libro, il libro dei morti. Quindi lo devo rifare. Ci sono tanti video che devo ancora rifare perché li avevo, però li ho dovuti cancellare per forza maggiore. Quindi YouTube, diciamo, ma a tutti quanti, ha detto chiunque avesse preso immagini così da internet doveva rimuoverli. In effetti, che ne sai, all'epoca non ci stava questa regola. Immagini basta che tu le potevi trovare su internet ovunque. Adesso invece uso foto personali e foto, diciamo, senza copyright. Quindi tutte le foto, diciamo, sono tutte. Lo so, Jasmine, ma hanno fatto fuori tutti quanti, quindi con la cosa, diciamo, che sai che cosa mi ha fregato al finale a me? Che io mettevo foto nel finale del video. Se la mettevo diciamo, nella miniatura personalizzata, avrei salvato un sacco di video. Io invece che facevo? Facevo tutto l'articolo, poi mettevo la foto, poi salvavo e poi come facevo, lo pubblicavo. No, grazie, non è uscita fuori nulla da fare. Abbiamo domandato a tutte, non a tutti proprio perché comunque ci stavano un sacco di Astro Cilento, Agropoli. Siamo andati nei B&B, nelle case queste qua dove affittano, nelle case normali. È stato molto. Comunque abbiamo girato in lungo e per largo, domandato a persone anziane. Nulla da fare, non è uscito fuori nulla dove si potesse trovare. E il famoso suo amico non ha risposto, non ha voluto, non siamo riusciti a prenderlo. Quel suo famoso amico che mi disse lui chi era, quindi lei in certi messaggi mi ha detto io, tu mi hai, come dice, diffamato, una cosa così. Guarda, ma se a me mi vengono a dire, no, che io chiamo, mi chiamano sul cellulare, io rispondo, tu mi minacci. Poi io chiamo a quel numero, risponde un ragazzo e dico scusami, ma ieri con questo telefono mi. No, ma quella è stata quella. Ah sì, e chi è? No, non te lo posso dire. Allora ti vado a denunciare e finiamo la storia qua. No, no, no. E mi dice chi è tu? La storia di questa qui. Chi è che? E le ho detto io. L'ha detto il tuo amico chi eri. Quindi penso che lo stai ascoltando perché figurati. Penso che stai insieme, diciamo, seguendo questo video, quindi lo sappiamo benissimamente tutti quanti. Quindi se ci sta qualcuno che ha detto qualcosa di te, di che lavoro fai, vai dal signor Marco e glielo vai a dire. Lui non ha detto niente, anzi io non lo posso proprio dire. Cioè, a me se me l'ha detto lui, quindi infatti in effetti sulla mia denuncia sta scritto proprio così, quindi puoi fare che vuoi tu. In effetti io ho scritto il tizio Marco dichiara che la signora quindi io sto a posto. Io non ho detto la signora fa no, io ho detto il suo amico che aveva preso in prestito del cellulare dal suo amico e mi aveva chiamato, ha dichiarato testuali parole. Poi sicuramente chiameranno pure a lui quando sarà il momento, quindi io personalmente ho solo detto quello che lui mi ha detto. Quindi per parte mia, io non ho detto nulla di male, l'ha detto lui. Dovevi venire da solo se si va a incontrare una donna, non ci si porta la truppa a seguito. Allora, innanzitutto, io non dovevo venire da solo per incontrare una donna, perché te l'ho detto,
fra me e te non ci sarà mai niente, quindi è inutile che venivo da solo, quindi non serve che io vengo solo. Due, sono venuto perché non so chi trovo lì. Quindi, come diciamo qua, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Io sono sempre stato così. Ah, dimenticavo, gli agropolesi sono peggio di Giuda. Ti tradiscono per un pugno di soldi. Io non ho pagato nessuno, sono tutti amici là, quindi non ho pagato, ti tradiscono per un pugno di soldi a nessuno. Quindi sono amici, amici di mio cugino, amici di quando io avevo il bar, quindi sono amici e basta. Non ho pagato nessuno degli agropolesi dove vivi tu, di puri, di anche i giudichi, pensa un po'. Meno male che stai lì. Tutti affaristi opportunisti. Ma è normale, ad Agropoli il turismo, quindi affaristi e opportunisti sono solo tutti, poi dice si fingono commercianti. No, no, lì sono tutti commercianti, non si fingono. Sono dei calcolatori e dei voltagabbana, ma non credo proprio. Si meritano il mio disprezzo, ma quelli non ti pensano proprio, non ti sanno neanche, pensa un po', figurati. Questi sono i messaggi che ha mandato la signora, ragazzi. Vi leggo quelli là così che si possono dire, diciamo, che non sono, non ci sono parole, diciamo, che non si possono dire, dai. Sì, grazie. Io ho chiamato questo ragazzo dicendo che lo avrei denunciato se non mi avrebbe detto chi era questa signora. Il ragazzo mi pregò di non denunciarlo. Ciao Marco. Mi pregò di non denunciarlo e di dirmi in parte chi era questa signora e mi spiegò tutta la situazione. Quindi io in effetti io non ho detto nulla. Lui mi ha detto questa fa questo, questa vive qui, questa si chiama così, nome e cognome, quindi non è che l'ho detto io, eh. Cioè io, io ho cercato di trovare informazioni, quindi non è che io abbia, diciamo, però poi questo qua ha detto io non ti dico più nulla e basta, basta che non mi mettete in mezzo a me, ha detto, quindi lo ringrazio per questo, però alla fine non abbiamo risolto nemmeno avendo queste notizie, quindi io non ho mai accusato nessuno, quindi quello che mi è stato detto io, poi io c'ho una denuncia firmata dalla questura di Salerno dove io dico con testuali parole, io ho parlato con questo qui, Tizio e Caio, Tizio e Caio mi dice che questa signora fa questo, abita qui, nome e cognome, questo è stato. Quindi, se allora il nome e cognome si trova perché è lei, che poi non faccia un lavoro determinato, questa è un'altra cosa. Ad Agropoli ci vive, quindi la calunnia è solo che fa un certo lavoro, solo questa è stata la calunnia, ma non l'ho fatta io, l'ha fatta il suo amico proprio. Quindi io giustamente gli ho detto, scusami, come la conosci? È una mia amica da tanto tempo, ci frequentiamo qui, qua, là. Quindi è normale che io ci credo, no? Ha detto tutte le verità, può essere che l'ultima non sia vera, io che ne so poi. Questo non lo devo dire io, qui però non l'ho detto io. Io non mi permetto proprio. Quindi, perlomeno, poi come sempre, un sacco di minacce verso, diciamo, tutte quante voi, sempre le stesse comunque. Sempre dice figlio, me le pagherei tutte, sono venuto, ma perché non sei sceso allora? È bello stare dietro il cellulare o a scrivere tutte queste cose, poi vado lì e non scendono giù, boh. Ma grazie, ma io non lo so, io non ti sto dicendo sia vero o non sia vero, quindi io non dico che è quello. Sì, sì, a te ti ha detto un sacco di belle cose come sempre, quindi a te, a Eren e a tutti quanti il resto. Quindi ritieniti fortunata, dai. Quindi, in effetti, io non è che sono andato lì a fare la guerra oppure no. Io volevo chiarirla una volta e per sempre, però a parole e diciamo
se poi uscivano i suoi amici, come lei ha detto in tanti messaggi, io conosco qua, io conosco là, io porto qui, io porto qui, purtroppo però ieri i grandi, come si dice, per non voglio dire brutte parole ragazzi, no, questo qua non va bene, i grandi potenti di Acropoli non sono scesi, diciamo così. Quindi i boss, diciamo così, i boss si può dire una parola normale, i grandi boss di Acropoli non sono venuti. Boh, quindi volete venire a Matierno, venite a Matierno, che vi devo dire? Però tornerò molto molto presto, però stavolta vengo di sera perché la mattina mi sa. Ma grazie, guarda, ma lo deve prendere con lui perché io ho parlato con lui, lui ha detto così, così, così. Quindi tutte le sue cose che ha detto, vere, che poi l'ultima cosa non sia vera, a me non interessa proprio, grazie, sinceramente. Quindi io non mi interessa se è vero oppure no. Però tutto quello che ha detto in parte era tutto vero, quindi come si chiamava, il nome, il cognome, dove abitava, che stava pure in un'altra città in Lombardia, era tutto vero quello che ha detto, quindi se poi l'ultimo pezzo non è quello lì, allora non lo so io, quindi non lo posso dire. Quindi non sono io che giudico, io non giudico nessuno mai, indipendentemente dal bene e dal male. Pure a me, lo sapete, vengo direttamente pure io dalla strada e non giudico nessuno in base alle azioni che fa. Quindi ognuno della vita ne fa che cosa vuole. Sta chi va a lavorare, chi va a fare altri guai, ognuno si sceglie una via che vuole. Quindi perché devo giudicarti? Allora qui a Matierno io dovrei, sì, io qui a Matierno dovrei giudicare tutti perché tutti quanti forse camminano un po', diciamo, storti, tanto per dire, per non dire altro, no? Non giudico, ognuno fa quello che vuole, quindi non è un problema. Quindi io non condanno nessuno, ognuno è consapevole delle proprie azioni, come dico sempre. Però, giustamente, andare lì e poi non esci non è bello, anche perché partire da Salerno, andare lì ci vuole un'ora e passa di auto. Fermati a prendere il caffè, poi vai là, incominci a girare. Mi pare davvero un po' ridicolo. Però pensavo che qualcun anziano del posto conosceva questo cognome, allora siamo andati per questa cosa qui. Poi a dire metti la foto di Acropoli dove stai. Ma ti pensi che soltanto fessa poi? Quindi non lo so. Vabbè ragazzi, vi saluto, questo è un caso proprio particolare, comunque non si può fare niente e deve andare così. Sì, sì, tutto a posto, Marco. Io ho perso una giornata che potevo fare i video su YouTube che stava meglio, forse. Siamo andati agli Cilento, Acropoli, sotto, sopra, i lati. Non abbiamo trovato nulla, quindi devo andare di sera, devo andare qualche sabato o domenica sera. Perché lì ci sta un po' di movimento, il sabato sera o venerdì sera. Devo andare dalle 5 in poi, quindi devo fare la vita notturna, perché secondo me di mattina è sbagliato ad andare, quindi stanno tutti chiusi in casa, quindi devo andare di sera. Quindi questa è la cosa che devo fare. Adesso in queste sere mi devo imbarcare di sera, quindi nella movida, come diciamo noi. E se devo andare di sabato o di domenica, che sono giorni dove la gente esce fuori e quindi ci sta casino. Solo così la posso beccare facilmente, quindi non vado più di mattina, ma andrò di sera, quindi non deve vedere proprio. Quindi di sera, diciamo, ci sentiamo tutti protetti dall'oscurità, però non è così, quindi devo andare di sera. Quindi già l'ho detto a mia cugina, giorni, fra 3-4 giorni, sabato, non lo so, farò la sorpresa, vado di sera, quindi siamo rimasti che andrò di sera, quindi è l'unica soluzione per vedere, sempre devo uscire da casa, no? Quindi non dirò più neanche quando andrò, farò mettere i video della mia compagna
quelli là normali, così uno pensa Giuseppe sta a casa, però io sto da un'altra parte, quindi devo fare sta tattica qua. Ah, eccola qui, vedi, è uscita ragazzi, è uscita anche con il suo nome. Io non ho detto nulla di strano. Tu hai minacciato a tutti quanti, perciò ho detto chi eri. Le informazioni? Quali informazioni? Io ho detto la signora, detto dal suo amico, che il suo amico ha detto a lui, quindi tu puoi anche pure che dire che vuoi. Io ho detto semplicemente quello che ha detto il tuo amico. Poi, manca a farlo apposta, sei stata trovata in albergo e lì ti hanno fatto firmare diciamo, documento di diffida verso di me, perché il giudice ti ha fatto firmare il documento che tu con me non devi parlare e devi stare lontano 100 metri da me, se io sto in quel luogo lì. Quindi non dire bugie, perché io il foglio te lo posso pure stampare e te lo metto direttamente qua. Solo che sta il tuo nome e cognome e quindi non lo posso fare. Normale, tu minacciavi le persone, ma tu hai visto tu ti ricordi le tue, vedi che il giudice c'ha tutte le tue, come si chiamano, le tue parole che stanno sotto ai video. Pensa che un giorno come si chiama, il questore ha detto questo è un film pornografico, ha detto Giuseppe. La tua parola più pulita era tanto per farti dire, no? Quindi io non credo che avrà detto qualcosa. Tu hai fatto proprio i film sotto lì. Hai minacciato a tutto e tutto. Poi vuoi dire che io ho diffamato? No, io ho solo detto ragazzi, questa è così, 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 però non ho mai detto il tuo nome e cognome. Allora sanno il nome, io non ho detto il cognome. E ricordati, questa è la differenza. Che io ho detto il nome solo. Il cognome è quello che conta. Tutti si chiamano Giuseppe, tutti si chiamano Anna, tutti si chiamano Maria. Invece se diciamo Melchiorre Giuseppe, allora è un altro discorso. Ah, io non lo so. Di certo non gliel'ho detto io a lei. Questo è sicuro. Però se tu ti ricordi, all'epoca, all'epoca, ricorditi bene, ci stava un'altra persona che ti voleva trovare. Ricorda bene. E poi capisci chi è, perché non faccio nomi io. Ci stava una signora che dice che ti ha detto che ti conosceva e ti ha chiamato pure. Domanda a lei come fanno a sapere il cognome. Non diciamo il nome perché già su YouTube ha fatto un casino pure lei. Quindi ricorda chi ha detto il tuo cognome perché non sono stato io. Che io ho cercato un piacere a questa se diciamo rintracciava te e lei disse mo me la vedo io perché io faccio il di mestiere. Vai indietro con la mente e così ti rendi conto poi chi è che ha detto il tuo cognome, a parte Marco. Quindi è inutile che ne parliamo. Quindi credo di averti, penso che hai capito, non è che ci sta bisogno di pensare tanto. Allora, io ho tolto i video perché YouTube mi ha imposto di toglierli. Sì, sì, ma io l'ho detto, anzi, ma poco fa ho detto io ho tolto i video perché io dovevo togliere i video perché non erano compatibili con le nuove regole fatte da YouTube. Ho cancellato purtroppo 9000 video e mi dispiace perché io avevo fatto tanti anni di sacrifici per fare 9000 video e non c'è, diciamo in 4
giorni li ho cancellati, cosa che stavamo parlando proprio all'inizio del video. E no perché ci stavano le tue cose, non mi portava proprio, figurati. Anzi, quelle erano risposte fatte date dopo essere stato minacciato, quindi erano risposte date anche giustamente, è normale pure, no? Che la gente dice, la gente ce l'ha con me, la gente mi insulta, è normale, ci fai quel casino sotto, che ti devono fare l'applauso. Se ti devono fare l'applauso, allora è un altro discorso, che cerchi che dopo che hai detto questo, ti faccio questo, ti fanno l'applauso. Io non credo proprio. Quindi dice che la persona ti hanno fatto questo e ti hanno fatto quello. D'accordo, sì, ma sei stata tu per primo. Qui ognuno che mi scrive, ognuno allora mi scrive Avvocatella e Avvocatella vuole Giuseppe. Mi scrive Elena che è mia mamma a momenti, no, può essere mia mamma, e Elena ci prova con te. Mi scrive grazie, grazie ci prova con me. Mo è uscita sta una bella Borromeo e quest'altra ci prova con me. Allora, io l'ho detto in diretta, lo ripeterò non so quante volte, fra me, Avvocatella, Elena e tutto il resto. Sono tutti amici del canale. Quindi partiamo da questo. A me, io l'ho detto chiaramente, qualcuno ha avuto il mio numero perché non mi dà fastidio, mi contatta quel poco che basta, cioè mi domandi. L'ho detto in modo normale, ma l'ha detto lui, l'ha detto il tuo amico, non l'ho detto io. La gente che si sentiva minacciata, io ho detto ragazzi, questa qui, so questa notizia qua, detta da questo signore. E non ho mai detto, né nome né cognome. Il nome l'ho detto dopo, ma il cognome non è opera mia, quindi io ho detto solo il nome. E quella notizia di escort che ha detto il tuo amico, non l'ho detta io. Quindi personalmente io, ma non perché io devo giustificarmi, no, no, no. Io ho detto ai ragazzi, perché tutti quanti mi domandavano, Giuseppe, questa ci minaccia, Giuseppe, questa così, questa così. Io ho detto andate a fare la denuncia. Che vi posso dire? Vi posso dire al massimo che si chiama Anna, ho detto, ma non vi posso dire il cognome. Andate in questura a Salerno, senti bene, andate in questura a Salerno, lì ci sta il nome e cognome. Chiamate in questura a Salerno, sentite, a me questa signora mi disturba, questa è è la medesima che disturba me chiodo Giuseppe. Allora la questura di Salerno cosa avrebbe fatto? Avrebbe chiamato la persona interessata e avrebbe detto, signore, la signora si chiama così, 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 abita qui e così. E avrebbero sporto denuncia pure loro, cosa che non hanno fatto nessuna, né Elena né Avvocatelli, nessuno ha fatto nulla. Quindi non è che tu ti hai fatto, diciamo, in gergo napoletano una chiavica a tutte. E nessuno si è permessa di dirti di farti una denuncia, solo io l'ho fatto. Nessuna di loro è andata in questura a dire, vedete, questa mi dà fastidio perché poi col mio fascicolo avrebbero trovato il tuo cognome e nessuno l'ha fatto. Quindi tu ancora minacci le persone, Elena e tutto. No, ho capito, avvocato, però capisci che voglio dire? Lei si fa una sua ragione, ma ragione di che? Sono andato ad Agropoli, è venuto qui e si è nascosto, tu fammi capire. Allora, io ti ripeto, allora se sei dura di comprensione, questo è il problema. I tuoi dati erano semplicemente che questo tuo amico mi aveva detto che era escort e che tu ti chiamavi Anna. Queste sono state le parole dette da me all'epoca sui tuoi video. E di Agropoli, però sta a Milano. Queste sono le cose che ho detto. Però di Anna, che vivono ad Agropoli, oppure possono stare a Milano e che fanno le escort, ce ne stanno a milioni nel mondo. Se io avrei detto il tuo cognome, allora è come dici tu. Ma di Anne in tutta Italia ce ne stanno a milioni, sia ad Agropoli e sia a Milano. Di escort che si chiamano Anna, vai su qualsiasi sito, ne trovi a quintali proprio. Quindi, informazioni di che? Informazioni così vaghe.
Se invece io avrei detto il tuo cognome, allora è un'altra cosa. Il cognome purtroppo l'hanno detto due persone. Ma io non ci penso proprio a fare due dati. Io ho detto alle persone due parole. Allora, qui le persone sbagliano, ma non sbagliano perché loro non vogliono stare in casini perché giustamente non sono abituati come me, tipo a fare le guerre, queste cose qua, perché loro sono brava gente, a differenza di me, che io vengo dalla strada. Quindi sono tutta gente per bene, queste qua che stanno su YouTube. Quindi è inutile dire quella ci prova o quella non ci prova, perché con me non ci prova nessuno. E anche se ci proverò, io farei la stessa cosa come ha fatto con te. Ho detto, guarda, non ci sta niente da fare. Quindi, anche se qualcuno in futuro potrà dire, Giuseppe, ci possiamo vedere, io dirò sempre di no. Quindi, partiamo da questo presupposto. Poi, al finale, io non devo divulgare nulla a nessuno. Ciao Danny. Quindi il tuo cognome due persone l'hanno fatto su quel Marco e quella persona su Facebook, diciamo su YouTube tanto tempo fa che ti chiamava, ha detto che avevi il tuo numero e tutto. Quindi io non ho fatto nulla. E adesso non neanche a te, ho detto solo quella persona all'epoca su YouTube. E vabbè, tu dici che l'ho scritto, allora fai lo screenshot, come si dice, screenshot, fai screenshot e vai a fare una bella denuncia, non ci sta problema, guarda. Se tu dici che io ho fatto il tuo cognome, ti autorizzo, no? Vai col tuo avvocato oppure vai da sola, porta il foglio, porta... Sì, allora tu hai detto così, vai in quest'ora, porta il foglio e dici come stai dicendo tu. Io non ti dico di vai, io ti sto dicendo vai in questura a portare questa carta e dire Giuseppe mi ha diffamato, ha dato i miei dati alle persone. Vai, io non ti sto dicendo. Quando il giudice poi a me mi dirà perché, anche perché non è vero comunque, ma se per puro caso mi direbbe una cosa del genere, io rispondo così. Ha minacciato a tutti. Le persone erano terrorizzate. Le persone avevano paura di essere... Io ho dato i dati, però ho dato semplicemente vaghi dati, come Anna, come Agropoli, come Milano, e che la signora forse faceva questo mestiere qua. Punto e basta. Io lo dico chiaramente, te lo dico, te lo sto dicendo in diretta, quindi vedi? E questo video non lo cancello, quindi te lo puoi pure registrare. Allora, io ti ripeto, il cognome non l'ho detto. Ti ho detto che io il tuo cognome non l'ho detto. Tu, allora, fai una cosa, no? Se tu dici che io ho fatto questa cosa qui, stampamela e inviamela. Hai fatto l'account falso adesso? Mandala. Se tu dici che hai questa prova, stampala e mandamela. Fammi vedere. Io la pubblico proprio in diretta, la pubblico poi. Però mi devi mandare questa cosa tu. Io la metto come questa foto di Agropoli che sta qui. Io così faccio, diciamo, la metto bella così e la metto in pubblico. Metto solo il cancelletto dove ci sta il tuo cognome e però fammi vedere. Quindi ancora ti nasconderò il cognome con lascia tutto il messaggio e io cancello solo con la matita il cognome. Però voglio leggere tutto il messaggio. Fammelo vedere così avrai ragione tu, che ti devo dire? Che io mi ricordo, non credo di aver fatto una cosa così. Che poi l'avrei fatto e non mi ricordo, questa è un'altra cosa. Ma comunque anche se l'avrei fatto sarebbe una ragione valida per tutelare tutte le persone che hai minacciato. Quindi tu non è che hai fatto complimenti alle persone. Quindi anche pur volendo, se io avrei dato le tue generalità per tutelare
non una persona, qui qua si parla di, tu hai minacciato secondo me 100-200 persone e le tue minacce sappiamo bene quali sono. Addirittura il questore è rimasto ancora scandalizzato dal fatto che tu avevi detto, il questore rimase scandalizzato, tu hai detto, se ti ricordi bene, il messaggio la faccio fare la fine di quella del trolley. Questo pare che te me lo ricordi, no? No, uscì una signora in TV che era stata e stava in un trolley e tu hai dichiarato a questa ragazza che non mi ricordo chi è, ma perché so troppe le cose che sono successe. Ti faccio fare la fine di quella signora come quella del trolley. Questa è una minaccia tua protocollata dal giudice, dal questore di Salerno e dall'ASL di Salerno, quindi di igiene mentale. Io ho solo stampato col tuo numero ben visibile, sono andato lì e l'ho protocollata al pubblico ministero. Quindi io, il tuo numero di cellulare è tuo, non è mio. Ho dato la pagina di YouTube dove dovevano andare, l'hanno vista. Poi un'altra cosa che è stata bella proprio chiara chiara è che mentre io facevo la denuncia col questore, sentimi, allora, il numero è tuo. Allora, mentre io stavo parlando col questore, tu hai mandato dei miei messaggi. Il questore ha detto: Posso prendere il telefono, Giuseppe? Ha detto: Prego, quindi andate su filtro molestie e controllate i messaggi. Il questore, mentre tu stavi da lì, a casa tua, che ne so, a qualche parte, e mandavi i messaggi, il questore aveva il mio cellulare in mano e riceveva i messaggi tuoi. Quindi lui automaticamente nella denuncia, non so quale, ma perché ce ne stanno troppe, ha detto io, questore di Salerno, Tizio e Cai, facendo questa denuncia di Giuseppe Vesò, io stesso con i miei occhi ho assistito all'invio di messaggi minacciosi da parte del 328, il tuo numero di cellulare. Quindi più chiaro di così io non posso proprio è proprio chiarissimo come la luce del sole. Quindi in quest'ora avevo il mio cellulare in mano. Tu stavi da là, solo che forse non sapevi che io stavo lì. E mandavi i tuoi messaggi di pezzi, ti faccio questo, ti faccio così, a quella la scanna, a quello così, a quella così. In quest'ora aveva solo il cellulare in mano e leggeva i messaggi man mano che arrivavano. Lui ha scritto sulla denuncia, non so quale perché ce ne stanno qui, io, questore di Salerno, mentre faccio, diciamo, una denuncia di minacce dal signor Melchiorre Giuseppe, io stesso ricevo dal cellulare di Melchiorre Giuseppe e vedo con i miei occhi l'invio di messaggi di... No, io parlo del tuo cellulare, ti sto parlando dei messaggi del cellulare ora, non sto parlando degli account. Io sto parlando dei messaggi del numero, ti fa 328 68 questo, questo qua il questore ha registrato. Quindi l'invio di questo numero di telefono che io ho. Quindi li ha letti tutti lui in prima persona. Quindi mentre tu li inviavi, lui stava col cellulare in mano e li leggeva. Quindi stesso lui, a finale diciamo, della denuncia, ha fatto diciamo, una nota. Io, questore di Salerno, eh sì, perché alla fine minacci a tutti quanti, quindi per forza devi essere tu. La polizia postale lo sta facendo, non io, eh. Quindi chiama loro. Quindi non lo dico io, lo dice la polizia postale. Che l'IP è quello lì tuo, quindi no, questo non è il mio compito, io non faccio la polizia postale. Quindi questo è un compito che fa la polizia postale, non io. Quindi purtroppo quando tu, diciamo, da un computer o da un PC o qualsiasi cosa tu faccia, ci sta un indirizzo IP che è fisso, non cambia. Quindi automaticamente quell'indirizzo IP risulta quel cellulare lì oppure quel computer lì. Gli indirizzi IP sono tutti quanti uguali. Allora sei tu, tanto per essere chiari, quindi se non hai capito, quindi a meno che
non avessi tu 100 cellulari con 100 schede diverse, allora è un altro discorso. Ma io non te lo dimostrerò io, quindi io non dimostro niente, io ho fatto solo delle denunce, sono loro che ti dimostreranno i fatti, quindi io non ti devo dimostrare nulla. È il compito diciamo loro, io non c'entro proprio nulla. Io semplicemente gli ho mandato gli account, quelli là dove stanno tutte le minacce, a parte i messaggi sul cellulare mio, quindi la questura vede i messaggi sul cellulare, invece la polizia postale quelli degli account falsi, quindi sono due cose distinte e separate, quindi questo non è compito mio, cercare gli IP. Però guarda caso, ogni volta anche cambiando nome, da famoso, quando, come si chiamava? Aspetta, che stava l'attore quello Carcol là. Alessio Morro, quindi stiamo parlando proprio dell'inizio, da Alessio Morro fino a tutti gli account, sono tutti quanti ben presenti. No, sì, sì. No, Alessandro Morro, sì, comunque aveva la faccia di Gargo, mi ricordo benissimo perché l'ho stampata e l'ho portata, diciamo, in questura, quindi ci sta tutti quanti. Pensa che io ho raccolto oltre 10.000 messaggi, tutti stampati, tutti protocollati dalla questura, dalla polizia postale. E non so, secondo me ho perso le chiamate, vabbè, secondo me saranno 30-40 mila in un anno e mezzo, quindi un bel record, ragazzi. Alessandro Morro, Alessia Morro, stiamo là, comunque sta tutto protocollato, quindi non è problema. A parte che io ci ho arrivati tutti quanti nei bloccati, quindi quando blocco... No, non lo devo dimostrare io, lo devo dimostrare la questura. Io non dimostro nulla, io ho portato solo le prove. Io ho portato solo che quella persona mi molesta. Poi la questura deciderà se sei tu oppure no. Quindi io non devo fare nulla. Però i messaggi sul cellulare sei tu. Quindi togli YouTube. No, facciamo finta che YouTube non sei tu. Rimangono i messaggi e le chiamate a milioni che fai. Quindi diciamo che è così. Quindi vogliamo togliere YouTube? Togliamo YouTube. E questo è sul cellulare mio. Vabbè ragazzi, mi sono scocciato, l'ho eliminato, ho bloccato pure sta account. È inutile parlare, mi sono proprio sfastriato, come si dice in gergo, eh? Quindi vedete ragazzi, sinceramente non vale proprio la pena parlare perché come vedi non ragione, basta. Addirittura vuole avere ragione, e vabbè, hai ragione, che ti devo dire? Possiamo stare tutti i giorni a dire dammi le prove, dammi le prove. E vedi come ragione, non ci stanno santi. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona, una buona giornata. Quindi, come potete vedere, ragazzi, questo è il suo andamento. Quindi, vedete come ragiona, vedete come fa. Ragionamenti proprio illogici, proprio non hanno logica. Cioè, tu non hai le prove. Tu hai fatto, poi dice che io ho dato i suoi dati, a parte che non è vero. Che ci sono state due persone, in effetti, il suo amico Marco e una che stava prima su YouTube, che ci sta ancora su YouTube, che cercavano di aiutarmi, quindi io non ho dato niente a nessuno. Però, ma anche il caso l'avessi date, in effetti avrei anche ragione. Anche perché le persone che giustamente mi chiedevano chi era, erano persone che erano state molto provate dalle, diciamo, da cosa scriveva questa persona nei loro confronti, quindi era anche giusto forse. Vabbè ragazzi, non pensiamoci, pensiamo ad altro, pensiamo che ci abbiamo mangiato oggi, studiamo che dobbiamo cucinare. E ragazzi, ci sentiamo dopo, dai. Ciao a tutti, scusate per questo è stato proprio un video proprio a vuoto a perdere, come dico io, vabbè. Comunque è da collezione questo qua.
Questo, questo video è da collezione, ragazzi. Quindi lo dobbiamo conservare. Ciao a tutti, ragazzi.